Ci sarà un corteo acqueo in Canal Grande per chiedere la liberazione e il rientro a casa di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario dell'Isola di Venezia che si trova ancora rinchiuso in carcere a Caracas in Venezuela dal 15 novembre 2024, senza più da quel giorno alcun contatto con il mondo esterno e la famiglia. Il corteo acqueo sarà la Domenica delle Palme, il 13 aprile, una data simbolica, una settimana esatta prima di Pasqua. Lo stanno organizzando gli amici di Alberto con la partecipazione di tante persone, tra le quali le lemiere veneziane, il sostegno del comune e dell'associazione Articolo 21, fin dal primo momento a fianco di Alberto e della sua famiglia. Tutti sono invitati a partecipare con la propria imbarcazione a remi. Il ritrovo dei partecipanti è previsto tra il Ponte della Costituzione e il canale di Santa Chiara a Piazzale Roma dalle ore 10. Verso le 10:30 è in programma la partenza, conclusione con arrivo in bacino San Marco e alzaremi in segno di solidarietà ad Alberto e di vicinanza a tutta la sua famiglia, la famiglia Trentini. E mentre continuano incessantemente e senza sosta le tante iniziative, tra le quali il digiuno a staffetta e la raccolta di firme online, ecco l'appello della Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, che rivolge parole cariche di significato. Oggi, intanto, hanno digiunato in 36 tra le oltre 1000 persone partecipanti nel 15° giorno di digiuno. La città di Venezia, a distanza di 4 mesi, chiede notizie di Alberto Trentini. Ci stringiamo ancora una volta attorno alla famiglia per questo ragazzo che è detenuto in Venezuela e di cui non si hanno ancora notizie. Come amministrazione abbiamo sin dall'inizio manifestato la nostra solidarietà. Ricordo che domenica 13 aprile ci sarà un corteo promosso dalle Lemiere cittadine a cui ha aderito anche il Comune di Venezia. Attendiamo fiduciosi al più presto notizie e soprattutto che Alberto rientri quanto prima a casa.